Grazie. Grazie anche per il sottofondo demografico. È la prima volta, assolutamente. Quindi. Allora, io cercherò di darvi un po' di numeri, quindi mi scuserete, ma devo presentare qualche dato, qualche grafico, quindi avrò l'ausilio di slide, quindi chiedo un po' l'impegno anche a seguire con questo sforzo anche poi a presentare grafici e tabelle. Però abbiamo bisogno di costruire un po' queste coordinate di riferimento che ci aiutano a capire da dove arriva questo cambiamento demografico, quali sfide pone e quindi poi quali risposte poter dare per evitare appunto l'eventuale tsunami. Allora, io partirei da un grafico che parte da lontano e un po' fa vedere le origini del cambiamento a livello globale, quindi con delle coordinate importanti, perché in questo grafico i pallini cosa sono? Sono tutti i paesi del mondo, ritratti in questa mappa ad inizio dell'Ottocento, quindi in tutta la storia dell'umanità, un periodo molto vicino a noi, molto recente, su due coordinate, due dimensioni che consideriamo molto importanti, perché quella in verticale è la durata media di vita e quella in orizzontale è il benessere materiale pro capite, quindi legato al prodotto interno lordo. Quello che si vede in questo grafico, sì, tanto sono tutte schiacciate in basso a sinistra. Anche le G. Ok, quindi proviamo questa soluzione tecnica. Ok, quindi vedete tutte schiacciate in basso a sinistra, cioè per tutta la storia dell'umanità, in qualsiasi paese si fosse nato, fino all'inizio dell'Ottocento, sarebbe comunque stati all'interno di un pallino di un paese in cui la durata media di vita era molto bassa, sotto i 40 anni, perché era molto elevata la mortalità infantile e rimaneva elevata poi in tutte le fasi della vita, quindi durata media di vita sotto i 40 anni e anche le condizioni di benessere materiali erano molto basse, quindi si viveva poco e male e in condizioni insomma di precarietà e provvisorietà. Poi a un certo punto, ed è l'inizio della transizione demografica, quindi il cambiamento che oggi viviamo e che pone le sfide che ci riguardano e di cui discutiamo, bene, che cosa produce il cambiamento? Produce uno spostamento di questi pallini, di questi paesi, esattamente nella direzione desiderata. Cioè se voi foste un pallino schiacciato in basso a sinistra, quale sarebbe l'auspicio? No, che il mondo cambiasse spostando tutti i pallini da in basso a sinistra in alto a destra. Perché spostandosi in alto a destra vuol dire aumentare sia la durata media di vita, cioè spostarsi sul vivere più a lungo, e anche in orizzontale, cioè in condizioni materiali migliori. Bene, l'aspetto positivo è che noi oggi siamo esattamente all'interno di questo processo. Cioè tutti quei pallini che per millenni hanno schiacciato in basso a sinistra si stanno tutti spostando verso in alto a destra. Quindi, e vedete il riquadro verde rappresenta i paesi più avanzati dove si trova anche l'Italia, con un'aspettativa di vita ormai superiore agli 80 anni, come sapete 80, poco più di 80 per gli uomini, 85 per le donne in Italia, ma anche con condizioni di benessere materiali senz'altro migliori rispetto a dove ci si trovava in basso a sinistra nel passato. Quindi tutto il mondo sta andando in quella direzione e sta andando verso una situazione positiva, vivere più a lungo e anche in condizioni materiali migliori. Quindi questo è un punto di partenza, cioè noi siamo l'esito di un processo positivo che si è innescato. Cioè, tutti quelli che hanno vissuto prima di questo processo avrebbero desiderato vivere oggi in una condizione di maggior longevità, di poter nascere, attraversare incolumi tutte le fasi della vita e arrivare fino all'età anziana e arrivare con condizioni adeguate. Però, attenzione, questo percorso, questo processo, il fatto che i pallini si spostino in questa diagonale non è per nulla scontato. Cioè non c'è nessuna legge demografica, economica, di natura, eccetera, che dica che la longevità aumenti anche col benessere economico. Cioè questo è quello che siamo riusciti ad ottenere noi, grazie all'impegno, alle politiche, all'investimento sulle condizioni di salute, alla capacità di estendere il benessere, di costruire un sistema di welfare e uno stato sociale solido. Ma non è scontato, quindi si può anche tornare indietro, si può anche peggiorare.
Quindi se noi vogliamo continuare a vivere bene e a vivere a lungo e bene, serve l'impegno a avere continuamente strumenti che consentano di salvaguardare le posizioni acquisite e poter ulteriormente migliorare, cioè a aumentare non solo la quantità di vita, ma renderla di qualità progressivamente migliore. E questa appunto è la sfida del XXI secolo. Cioè il XX secolo, la prima parte di questo processo è stato quello di guadagnare anni di vita, perché vivevamo poco, ma adesso è aumentare la qualità della vita, cioè trasformare questa quantità di vita oltre l'età tradizionale anziani in vita da vivere bene e con qualità adeguata. Questo aumento della longevità produce però anche un cambiamento della struttura della popolazione a livello mondiale, quindi ha messo in moto un cambiamento strutturale. Qui di nuovo avete delle coordinate di cambiamento e c'è il percorso del vertice della piramide demografica, gli over 65 in più, qui rappresentati dalla curva blu, e i bambini under 5. La parte più a sinistra è la situazione in cui ci si trovava a livello del pianeta nel 1950. Gli anziani erano pochi, attorno al 5%, e i bambini under 5 erano quasi il triplo di fatto. Bene, questa parte qui, cioè questo rapporto qui tra pochi anziani e tanti bambini, era quello che c'è sempre stato nella storia precedente. Noi siamo nel momento in cui queste due curve a livello mondiale si stanno intersecando e vanno in direzione opposta. E la società che dobbiamo costruire è quella che troveremo nel 2050. Se le cose appunto vanno bene, vivremo a lungo, cercheremo che la natalità non scenda troppo, ma in ogni caso queste due curve ce le porteremo comunque ribaltate, perché il vivere più a lungo porta comunque a un aumento della popolazione anziana che diventa più abbondante rispetto alle fasce più giovani. Questa società, possiamo chiamarla la società della longevità, è completamente nuova, non c'è mai stata prima. Quindi il costruire una società che funzioni, che continua a generare benessere e sviluppo, in cui la componente matura e anziana è rilevante e prevalente, è qualcosa da costruire con basi che finora non ci sono state e quindi che richiedono un impegno anche di doverla costruire in maniera solida. Quindi andiamo verso un cambiamento epocale che richiede di dare nuove basi a come noi intendiamo il modello sociale di sviluppo, perché sono basi completamente diverse da come le abbiamo intese nel passato. E chiedo quindi strumenti nuovi. Non basta semplicemente prolungare quello che c'era prima. Dobbiamo proprio interpretare in modo nuovo questo cambiamento e le risposte di cui ha bisogno. Poi c'è l'Europa che ha iniziato per prima la transizione demografica e quindi questo cambiamento lo vive per primo rispetto a altre aree del mondo. E poi all'interno dell'Europa c'è una situazione molto diversificata che mette l'Italia al centro di questo cambiamento, perché questo rapporto tra anziani che aumentano e popolazione in età giovanile e lavorativa che si riduce è ancora più accentuato nel nostro paese. Qui vi ho messo l'indicatore che è quello che è guardato con più attenzione e preoccupazione dalle società mature avanzate, che è l'indice di dipendenza degli anziani. Questo indicatore ha al numeratore gli over 65 e al denominatore la popolazione in età lavorativa, tra i 20 e i 64 anni. Quindi quando aumenta vuol dire che la popolazione anziana aumenta rispetto alla popolazione in età lavorativa. Vedete che ci sono paesi come la Svezia in cui la popolazione anziana aumenta rispetto a quella lavorativa, ma la prospettiva al 2050, che è l'asterisco più in alto, è comunque di un peggioramento dell'indicatore, ma tutto sommato limitato. Poi ci sono paesi che si trovano in una condizione intermedia, cioè tutti vanno verso un aumento di questo indicatore, chi meno come la Svezia, chi in situazione intermedia rispetto agli altri paesi europei come la Germania, e poi ci sono paesi invece che stanno andando verso un'accentuazione particolarmente rilevante. Quindi vuol dire che la popolazione anziana, over 65, rispetto alla popolazione non tanto giovanile, ma la popolazione in età lavorativa, sta producendo un'alterazione nel rapporto che non c'è mai stata prima, e con quindi una sovrabbondanza di popolazione rispetto a chi in età anziana e anche in condizione inattiva rispetto a chi produce ricchezza e sviluppo, finanzia e fa funzionare il sistema di welfare pubblico. Quindi questo richiede la capacità dell'Europa,
cioè, all'interno di un processo mondiale c'è l'Europa che comunque si pone la questione anticipando quello che avverrà nel resto del mondo, e c'è un'Italia che deve anticipare questo cambiamento rispetto anche all'Europa. Quindi l'Italia diventa un laboratorio da questo punto di vista. Cioè che ciò che funzionerà in Italia potrà funzionare anche altrove. Ciò che non funzionerà in Italia verrà utilizzato come esempio da non seguire anche altrove. Però noi abbiamo la responsabilità di mettere in campo quelle risposte che poi consentono alle condizioni di cambiamento di andare verso anche la possibilità di sostenibilità e di benessere. Il cambiamento è veramente particolarmente accentuato e noi non possiamo pensare di costruire una società e uno sviluppo economico avendo in mente l'Italia come cresceva e lo sviluppo che aveva nell'epoca d'oro della nostra crescita, quella dei primi 3 decenni del secondo dopoguerra. Negli anni 50, 60 e 70 era una popolazione con caratteristiche completamente diverse, che è stata in grado di produrre ricchezza, sviluppo e benessere, ma che non può più essere replicabile rispetto alle sfide nuove che abbiamo in questo secolo, anche perché soprattutto la struttura demografica è completamente diversa. L'italiano tipo degli anni 50 e 60 era un trentenne. La maggioranza della popolazione italiana al censimento del 1951, che è stato il primo censimento del secondo dopoguerra, la maggioranza della popolazione aveva meno di 30 anni al censimento del 1951. E vedete infatti le barre blu vi fanno vedere valori elevati nelle fasce più giovani, qui sono le fasce d'età, da 0,4 fino a 85 anni e oltre, le barre blu rappresentano com'era la popolazione nel 1950. Alte in età giovane e poi via via si riducevano. Nel 2050, che è praticamente domani o dopodomani, quello con cui ci troveremo invece sono le barre arancioni. Completamente ribaltata, cioè è una metamorfosi della struttura della popolazione italiana. Attualmente l'italiano tipo è un cinquantenne, nel 2050, avete la struttura completamente diversa, sarà un 75enne. L'italiano tipo del 2050 sarà un 75enne. La barra più alta è quella della fascia 75-79, se guardate lì. Che vuol dire che noi saremo una economia, una società sostenibile se sarà a misura di 75 anni, altrimenti non potrà reggere una società di questo tipo. Che vuol dire che noi dobbiamo prepararci a fare in modo che l'Italia abbia una condizione sociale ed economica adeguata per poter essere sostenibile con questa struttura della popolazione. Abbiamo tempo per arrivarci, ma se ci arriviamo sprovveduti, ci arriviamo in maniera ingenua, se ci arriviamo con lo sguardo colto, ci troveremo nel 2050 con una situazione del tutto insostenibile. Meno persone in età lavorativa, anziani con non adeguate condizioni di benessere, di salute, di partecipazione attiva e di possibilità quindi di vivere bene quella fase della vita. È una sfida fondamentale che si gioca esattamente in questi anni e nei prossimi decenni, perché è da qui che poniamo le condizioni di quello che può cambiare e andare o meno nella direzione giusta. E questo in maniera più accentuata rispetto agli altri paesi. Poi c'è un altro cambiamento importante che ci distingue rispetto agli anni 50 e 60. Negli anni 50 e 60 funzionava bene anche il sistema di welfare informale, quello delle reti familiari, perché appunto erano reti familiari solide, ampie, c'erano pochi anziani ma tanti figli che potevano anche prendersi cura dei genitori anziani, eccetera. Anche questa condizione è in forte mutamento perché cambia anche la famiglia, è cambiata anche la famiglia, si riduce il numero di componenti della famiglia, aumentano le famiglie unipersonali, quelle formate da persone sole, e vedete appunto progressivamente come le famiglie di 5 più componenti sia andata a ridursi e come le famiglie unipersonali, cioè formate da una sola persona, sia andata a aumentare. Il tema della solitudine l'abbiamo già citato, e il tema del rischio di trovarsi con condizioni di reti familiari di welfare informale deboli e non possibilità quindi di contare su un aiuto, di supporto, di solidarietà familiare intergenerazionale è maggiore oggi rispetto appunto a quello che poteva essere in passato. All'interno di questo quadro c'è comunque il fatto che non è in atto solo un cambiamento quantitativo, cioè aumenta la popolazione anziana, aumentano gli over 65. È vero che ci si arriva anche in condizioni diverse rispetto al passato.
Un 65enne di oggi non è come un 65enne degli anni 50 e un 65enne di oggi non è come un 65enne o sarà nel 2050. Cambia, ci si arriva con condizioni di salute migliori, ci si arriva anche con livelli di formazione, di capitale umano migliori, ci si arriva anche con la possibilità di contare su nuove tecnologie che prima non c'erano e ci si arriva anche volendo vivere bene la propria fase della vita, arricchendola positivamente, quindi volerla interpretare anche in senso positivo. Quindi c'è proprio un cambiamento anche qualitativo nelle fasi della vita che sta spostando tutto in avanti e che quindi anche allarga le condizioni di benessere che appunto le persone si trovano e che vogliono arricchire nel proprio percorso di vita. Però attenzione, saltiamo un po' di cose perché altrimenti non abbiamo il tempo. In questo cambiamento però c'è comunque una preoccupazione. Cioè le persone che attualmente hanno 50, 55, 60, 65 anni, che quindi stanno entrando nell'età adulta matura e si stanno preparando per l'età più anziana, che comunque è spostata più in avanti, comunque sono preoccupate di come potranno vivere bene anche la fase della vita più avanzata. E la preoccupazione riguarda la condizione di carenza di salute, di carenza di diventare non autosufficienti, di poter accedere comunque a un servizio sanitario che sia solido, e questa preoccupazione è cresciuta molto ed è molto forte. In un'indagine che stiamo facendo, che abbiamo fatto, e di una ricerca insomma, che comunque è in corso, sulla popolazione tra i 60 e 74 anni, quando chiediamo quali sono le priorità per l'Italia, non è un caso che aumentare la spesa del Servizio Sanitario Nazionale con una maggiore copertura ed efficienza in termini di esami, di visite e terapie sia posta al primo posto, sia in alto. Cioè è una preoccupazione che le persone hanno, cioè quella di vivere bene ma con strumenti che effettivamente consentano poi di accedere alla possibilità di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere in maniera efficiente e adeguata. Ed è interessante vedere che c'è anche il tema delle pensioni, ma c'è anche un tema interessante della collaborazione, della relazione tra generazioni diverse, che fa capire che servono politiche e risposte sistemiche, perché vedete, tra l'attenzione alla salute e le pensioni, in mezzo c'è il fatto che una delle priorità è che i giovani trovino adeguatamente lavoro, perché i giovani sono anche i propri figli, i propri nipoti, e perché il lavoro delle nuove generazioni è fondamentale per finanziare il sistema sanitario, per farlo funzionare con infermieri, medici, eccetera, e per appunto renderlo, appunto, finanziarlo e farlo funzionare. Quindi è anche nella consapevolezza quindi dei senior, della popolazione anziana, c'è la necessità di avere una visione ampia e sistemica di quello che serve perché il Paese possa dare risposte solide nella direzione giusta. Però sta aumentando all'interno quindi della terza età, sta crescendo quindi la componente di popolazione demografica, si stanno differenziando le varie fasi e le componenti di vita anche dopo i 65 anni, cioè, quindi i cambiamenti più interessanti stanno avvenendo dopo i 65 anni, non solo dal punto di vista quantitativo ma come abbiamo visto qualitativo, però all'interno della popolazione anziana aumentano quelli che vengono chiamati i grandi anziani, cioè c'è un invecchiamento nell'invecchiamento, cioè non c'è solo una popolazione anziana che invecchia, cioè aumentano gli over 65, ma all'interno degli over 65 aumentano gli over 80 e gli over 85. E questa è la componente che è quella più a rischio, quella più in condizione di fragilità, quella di cui c'è maggiormente necessità di dare risposte convincenti. È stato già citato il dato degli over 80, questo è addirittura quello degli 85 anni e oltre, e vedete dal 2017 e previsioni al 2050 come si passi da poco più del 3% a oltre il 7%, la curva verde è lo scenario mediano, e poi in base alle ipotesi che fa l'Istat c'è anche il limite inferiore e superiore. Ma anche se prendessimo il limite inferiore, cioè quello in cui la longevità aumenta di meno, vedete che comunque si va verso a più di un raddoppio della popolazione di over 85. La popolazione italiana è in diminuzione. Dal 2014 la popolazione italiana diminuisce. La popolazione under 65 è in diminuzione. La popolazione over 85 va a raddoppiare.
Quindi questo è un aspetto che dobbiamo quindi avere presente, perché pone delle questioni su cui le risposte solide e convincenti non sono assolutamente ineludibili. È interessante vedere, perché ovviamente a un certo punto anche l'Istat, l'Eurostat e a livello internazionale si è detto: ma noi non possiamo semplicemente misurare la quantità di anni di vita, cioè l'aspettativa di vita, la speranza di vita. Dobbiamo anche misurare l'aspettativa di vita in buona salute, l'aspettativa di vita libera da invalidità, l'aspettativa di vita in condizioni di non autosufficienza. E i dati cominciano ad esserci. E il dato recente dell'Istat fa vedere che chi arriva a 65 anni ha un'aspettativa di vita superiore ai 20 anni, intorno ai 20 anni, ma solo la metà di questi 20 anni è in condizione libera da non autosufficienza e l'altra metà è in condizioni di non autosufficienza. Quindi questo fa capire che il prendere in considerazione questa parte, che comunque è rilevante del percorso di allungamento della vita, in cui si espande la vita anche in buona salute, c'è comunque una componente rilevante, almeno della metà, che è anche parte di popolazione che vive in una condizione di non autosufficienza e che deve trovare risposte adeguate all'interno del territorio in cui vive. Tutto questo si combina, ecco, questo è l'indicatore che vi dicevo prima, tutto questo si combina con la difficoltà che le persone percepiscono che queste risposte di cui hanno bisogno vengano effettivamente fornite. Questi di nuovo sono dati Istat che fanno vedere che la popolazione di 85 anni e oltre, c'è almeno una metà che dice che si trova in gradi di difficoltà di salute, ma anche in difficoltà e carenza di ausilio, di sostegno rispetto ai bisogni di cui ha. Quindi c'è una metà degli over 85 che non riesce a trovare risposte adeguate rispetto alla propria condizione. Quindi è una crescita di domanda, è un'espressione di domanda di aiuto, di sostegno, di cura e assistenza a cui si fa fatica a dare risposte adeguate. Quindi aumenta la popolazione anche più fragile. All'interno della popolazione più fragile aumenta soprattutto nelle classi sociali più vulnerabili, aumenta la domanda di assistenza ma con difficoltà di trovare risposte adeguate, e in questa difficoltà di risposte adeguate c'è il limite che va potenziato rispetto alle risposte pubbliche a fronte di difficoltà, come dicevamo, della rete di solidarietà familiare a dare risposte, e quindi è un sovraccarico di anziani nei confronti della famiglia in condizioni di non autosufficienza. La solidarietà intergenerazionale familiare, che era un po' il punto di riferimento negli anni 50-60, adesso ormai è in conclamata crisi. Questo modello di aiuto ai membri più fragili della famiglia, tipicamente anziani, che avevano quindi risposta all'interno delle reti familiari, perché funzionava in passato? Perché c'erano, appunto dicevamo, i figli che vivevano vicini, quindi prossimità territoriale. I figli erano tanti, qualcuno rimaneva vicino e quindi questo interscambio di solidarietà poteva funzionare. Quindi pochi anziani, ampia rete estesa di figli e nipoti, prossimità territoriale, e poi il punto di riferimento erano soprattutto le figlie, le nipoti, cioè la figura femminile, perché negli anni 50 e 60 bastava lo stipendio del maschio adulto per mantenere la famiglia, e quindi l'occupazione femminile era bassa, e quindi il ruolo delle donne era soprattutto mogli, madri e all'interno del ruolo appunto di caregiver all'interno della famiglia. Tutte queste cose sono cambiate. Quindi la probabilità per un anziano oggi e in futuro di avere almeno una figlia che non lavori e che viva vicino a te è diventata bassissima rispetto invece a una condizione comune che c'era negli anni 50 e 60. Però la capacità di dare risposte al di fuori della rete familiare non è così aumentata da compensare questa debolezza invece delle reti familiari che si è impoverita. E questo fa sì che appunto questo grande cambiamento si trovi a fronte di queste difficoltà. E poi c'è un altro elemento di fragilità, quindi fragilità legata a questa età anagrafica che aumenta, fragilità rispetto alle condizioni più vulnerabili della popolazione e di classi sociali che si trovano in difficoltà poi a darsi risposte, a trovare risposte anche fuori dall'ambito del sostegno informale,
E poi c'è la terza fragilità, che è quella territoriale. La popolazione anziana aumenta un po' in tutti gli ambiti territoriali. Qui avete il quadro della mappa europea, si diceva appunto della popolazione rurale e urbana. Vedendo le varie fasce d'età, qui si vede chiaramente che, vedete che ci sono, se noi guardiamo le regioni in maniera soprattutto rurali, c'è una forte crescita di popolazione over 65 a livello europeo, diminuzione della popolazione under 20 e diminuzione della popolazione in età lavorativa. Questo più 1,8 è un più 1,6 nelle regioni intermedie e un più 1,6 nelle regioni soprattutto urbane. Quindi vuol dire che la popolazione anziana aumenta quasi ovunque, in maniera trasversale sul territorio. Quello che fa la differenza è invece dove è sostenibile. È sostenibile dove la popolazione giovane in età lavorativa almeno non diminuisce, che sono le aree urbane. Perché non diminuisce? Perché sono più attrattive. Ma da dove le attraggono? Dai territori rurali, che quindi si impoveriscono sia perché la natalità è bassa sia perché perdono giovani, ma a parità di numero di anziani. Quindi da un lato c'è la condizione degli anziani delle grandi aree urbane che possono maggiormente rischiare di trovarsi soli, e quindi in condizioni di isolamento, eccetera, ma poi c'è una condizione di sostenibilità delle aree territoriali interne che invece si trovano con tanti anziani, magari con più senso di comunità, ma con meno sostenibilità perché manca la popolazione in età adulta e in età giovanile. Ecco, questa cosa è ancora più accentuata nel nostro paese, in alcune aree del nostro paese, perché nelle aree rurali, quelle più lontane dai grandi centri, quelli che vengono chiamati appunto le aree interne, si stanno spopolando maggiormente, i giovani se ne vanno, rimangono solo gli anziani, lontani dai centri dove appunto maggiormente i servizi sono presenti, e quindi il rischio della popolazione dei comuni che si trovano in queste realtà è particolarmente accentuato. Qui ci sono i dati anche sono dati ANCI, sulla struttura per età della popolazione, che fa vedere appunto che lo squilibrio verso la popolazione anziana è più accentuato nelle aree interne, anche se le aree interne sono un contesto molto ampio al proprio interno. Ecco, vado a chiudere. Se vogliamo un po' catalogare un po' i comuni italiani rispetto alla situazione di difficoltà, rispetto appunto a questi cambiamenti demografici, alle sfide che pongono e alle vulnerabilità, attualmente c'è circa un 27% di comuni che comunque sono attrattivi e quindi riescono a mantenere i giovani e una solidità di popolazione in età adulta. C'è un 45% ampio di comuni che presentano un saldo naturale negativo, con difficoltà a essere attrattivi, ma che comunque sono lì in una situazione che può evolvere sia positivamente e sia peggiorare, ma c'è un 28%, cioè più di un comune su 4, che ha una struttura per età molto invecchiata, un saldo naturale negativo, sono anche comuni piccoli e quindi con veramente molta difficoltà a garantire a quella popolazione, soprattutto anziana, condizioni adeguate per vivere in maniera dignitosa, come hanno diritto, la loro fase della vita. Mi fermo qua, grazie. Non scappi via, professore, prima perché devo consegnarle, non potevamo consegnarle il libro, il suo libro, e quindi ecco. e ho impressione che non sia una cravatta. Va bene, perfetto. Poi le chiedo, prima di arrivare agli stati generali con gli amici con cui abbiamo intrapreso questa avventura, avevamo fatto un incontro e una ricerca che si intitolava l'emergenza annunciata, che è un ossimoro, però qui siamo di fronte all'emergenza annunciata. E poi le chiedo una cosa. Avevo letto un titolo che la riguardava, che ha fatto una relazione, credo, davanti al Papa, in cui lei ha detto: se andiamo avanti così l'Italia va verso l'estinzione. Che probabilmente non mi riguarda perché forse non arriva al 2050, però è dura l'estinzione per l'Italia. No, allora, c'è un dato oggettivo, cioè se la fecondità, cioè il numero medio di figli, rimane così basso, non ci sono abbastanza nascite per garantire una popolazione che cresce, cioè la popolazione andrà a diminuire.
il numero medio di figli che consente di avere un rapporto adeguato tra generazioni è 2, perché vuol dire che a 2 genitori corrispondono 2 figli. E siccome viviamo a lungo, questi 2 figli arrivano tranquillamente a sostituire la generazione dei propri genitori. Ma l'Italia è da 40 anni sotto 1,5 figli per donna. Oggi siamo 1,2? E oggi siamo 1,2. Quindi vuol dire che nel lungo periodo, mantenendo questi livelli bassi, anche in presenza di immigrazione, la popolazione comunque andrà progressivamente a diminuire. Che vuol dire che noi, però, insomma, la prospettiva dell'estinzione è abbastanza lontana, ci vogliono almeno 2 secoli, diciamo. Abbiamo stimato che ci vogliono almeno 2 secoli mantenendo questi livelli. Però il problema è gli squilibri interni che produciamo. Cioè rischiamo di arrivarci molto male. Perché appunto una popolazione che ha 4 anziani, 2 adulti e 2 giovani, tutto sommato può reggere. Una popolazione che ha 4 anziani, un adulto e un giovane disoccupato non ha nessuna prospettiva di poter essere una società che guarda il futuro positivamente e consente anche di vivere bene gli anni di vita in più. Grazie al professor voi. Rosina, grazie mille professore.